Ma guardate, il Ponte della Priola è un ponte alternativo che abbiamo dovuto chiudere perché le due rampe di accesso al ponte alternativo sono state spazzate via dall'acqua, ma era previsto, era una prescrizione tecnica affinché non si creasse una diga, quindi le rampe sono state fatte in quella maniera perché se c'era la grande piena, purtroppo c'è stata, fossero spazzate via. Adesso si rifaranno le rampe, le fa l'ANAS e si riaprirà il ponte, ci vorrà qualche giorno in più, ma si fa. L'importante è che nessuno abbia perso la vita in quello scenario. Mette a tacere le polemiche il presidente del Veneto Zaia sul cedimento degli accessi della passerella provvisoria a Ponte della Priola, la viabilità alternativa realizzata per consentire il restauro dell'attraversamento storico del fiume. In caso di piena il passaggio provvisorio con tanto di Ponte Bailey non doveva trasformarsi in un tappo. Rimane il fatto che l'acqua ha sommerso ed eroso l'asfalto. Il sindaco Vincenza Scarpa non drammatizza, potrebbe trattarsi anche di danni di poco conto, rimediabili in pochi giorni, così ci ha detto raggiunta al telefono. La viabilità provvisoria bisognerà vedere quando poi il Piave libererà il sedime stradale per capire la tempistica di ripristino. Le indiscrezioni parlano però di tempi molto lunghi. ANAS potrebbe impiegare oltre un mese di tempo per il ripristino, periodo in cui i soli attraversamenti del Piave disponibili rimarrebbero Vidor e Maserata Cimadolmo, con ricadute sull'intero territorio, rispetto alle quali il comune di Susegana è intenzionato già sabato a confrontarsi anche con le altre amministrazioni, che sono in allarme. Sia Breda che Maserata concordano nel sostenere l'invito lanciato dal sindaco Anna Sozza a utenti e concessionario dell'autostrada. A chi gestisce le autostrade di renderla possibilmente a traffico libero senza pagamento oggi, e agli automobilisti di rivolgersi all'autostrada come strada alternativa per non caricare le arterie di Maserata. Non ho avuto alcuna risposta e aspettiamo, insomma.